Si tratta di un allucinogeno che è difficile da reperire e che viene utilizzato principalmente come droga da sballo nell'ambito del divertimento, che sia esso discoteche o rave party. La sostanza in questione è chetamina, quasi 1 chilo, quella sequestrata dai carabinieri di Castelfranco durante un'operazione contro lo spaccio. La pattuglia in servizio giovedì sera ha colto in flagrante 2 pusher, un 25enne e un 29enne, entrambi con precedenti, nel momento in cui il primo cedeva all'altro una 50 di grammi di chetamina nel parcheggio delle scuole medie di Castelfranco. In una successiva perquisizione i militari hanno scoperto nella casa del più giovane dei due un consistente quantitativo di droga, in parte nascosto nel garage e nel sottoscala. 207 pastiglie di ecstasy, una 70 di grammi di marijuana, quasi 400 grammi di hash e 900 grammi di chetamina. Abbiamo fatto il conto e la droga spacciata avrebbe avuto un valore di circa 180.000 euro per 4.500 dosi. Recuperato anche denaro contante. 900 euro, di cui 640 provento dello spaccio al dettaglio dei 50 grammi che ci hanno fatto intervenire. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la chetamina in polvere veniva lavorata nella cucina dell'abitazione e cristallizzata. Nella casa recuperati anche un bilancino e materiale per il confezionamento. Per i due giovani è scattato l'arresto, convalidato per entrambi nell'udienza di questa mattina. Nei confronti del 29enne è stato disposto l'obbligo di firma, mentre arresti domiciliari per il 25enne. Le indagini ora vanno avanti, anche con l'analisi dei 2 telefoni cellulari, per risalire al fornitore dell'ingente quantitativo di droga.